Così gli amici di Facebook hanno voluto ricordare Alessia, una persona che ha dato tanto con la sua forza, mai seconda a nessuno. Alessia, tutti noi, assieme a te, 4 anni fa abbiamo deciso di rifare la sagra di Sella. L'abbiamo fatto con uno spirito allegro e fin da subito abbiamo messo ben chiaro che sì lavorare, ma divertendoci. Siamo sicuri che tu non avresti mai voluto fermare questa festa, ma oggi per noi è impossibile portare avanti questo impegno con lo spirito giusto, quello spirito che ti contraddistingueva. La sagra di Sella non finirà, ma si rinvierà al prossimo anno, quando questi nostri cuori ti ricorderanno con più serenità. Cara Alessia, sappiamo che da lassù ci stai ascoltando. Anche la redazione di Guarda che Stella si unisce a tutti coloro che ti sono sempre stati vicini. Il tuo sorriso non si cancella, rimarrà indelebile per sempre. E dopo questa apertura doverosa, gentili amiche e amici, proseguiamo con la 38esima puntata. In questo numero parleremo di immondizie, TARES per la precisione, con l'assessore Massimo Tonizzo, di Movida. Abbiamo visto 2 locali, quello che hanno fatto venerdì, una movida particolare. Qualcuno si è lamentato per gli schiamazzi, ma se tutti gli schiamazzi, mi permetto di sottolineare, fossero così, magari, anzi averne di questi tipi di schiamazzi. E poi concluderemo con un Amarcord. Allacciate le cinture, si parte. Il fondo apposta per dire sei verde come l'edera. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il comune di Rivignano è stato premiato come comune riciclone. E il governo che premio vi ha dato? Beh sì, è simpatica la tua domanda, è vero, in questi anni il comune di Rivignano ha fatto tanto, non l'amministrazione solo ma soprattutto i cittadini. Hanno risposto in maniera compatta a quelle che sono state le nostre proposte e tra virgolette le nostre provocazioni. E oggi ci attestiamo a oltre l'82% di raccolta differenziata e appunto, come dicevi tu, siamo stati premiati a Roma come comune riciclone. E il governo cosa fa? Ha pensato bene di applicare. Il governo, permettimi di sottolineare, essendo che c'è sempre le mani in pasta dappertutto, un classico tipico della politica in Italian style, cosa fa in questi casi? Cosa fa? Tassa al cittadino di nuovo, quindi ormai siamo arrivati al fondo del barile, quindi dobbiamo raschiare quello che non è più raschiabile, quindi applica la TARES, un'assoluta presa in giro per noi amministratori ma soprattutto per i cittadini che in questi anni si sono visti, quest'anno si vedranno vanificare completamente il lavoro fatto in questi 4 anni con la raccolta differenziata. L'applicazione di questo famoso fatidico 30 centesimi a metro quadro, no? Che lo Stato applicherà a tutte le abitazioni ma non solo, a tutte le attività produttive, negozi, attività commerciali, ristoranti, come sovrattassa, un tributo che andrà direttamente allo Stato e di conseguenza il cittadino si vedrà aumentare notevolmente la tassa rifiuti. La domanda nasce spontanea: cosa fa l'amministrazione comunale in questi casi? L'amministrazione comunale in questi casi è completamente bloccata, non può fare nulla. Noi abbiamo deliberato proprio ieri sera l'applicazione del minimo possibile, quindi 0,3 appunto centesimi per metro quadro. Purtroppo il comune non può assolutamente fare niente, noi amministratori siamo completamente ingessati, non possiamo fare nulla contro questa imposizione dello Stato centrale. Dovremmo cercare, non so come faremo, a spiegare ai cittadini che il lavoro che è stato fatto in questi anni per la raccolta differenziata non è un lavoro inutile. Infatti noi abbiamo fatto già una proiezione di quanto si andrebbe a pagare con i risultati della raccolta differenziata e già il 7,5% l'abbiamo ridotto in questi anni come tassa rifiuti. Anche quest'anno qualcuno avrebbe pagato qualcosa di meno. L'applicazione di questa nuova tariffa veramente ci lascia sconcertati. In termini numerici, quanto resta al comune? No, in termini numerici al comune resta solo ed esclusivamente la quota che serve a smaltire i rifiuti. È una legge vecchia. Praticamente voi pagate, con quei soldi che prendete pagate lo smaltimento dei rifiuti e Roma in cassa. Questa era una norma già che prevedeva appunto che entro il 2012 tutte le amministrazioni avrebbero dovuto introitare dalla tassa rifiuti quanto il comune spende per smaltire. Quindi il comune non guadagna assolutamente nulla, come è giusto che sia. Tutto quello che adesso verrà introitato in più verrà tutto mandato a Roma.
siamo a pochi giorni dal 25 luglio, siamo di fronte a un ennesimo 25 luglio, cioè l'8 settembre, tutto quello che ne ha portato, cioè l'Italia è veramente allo sfascio in questo caso. Bah, direi proprio di sì. Guarda, io ogni tanto rimango veramente sconcertato da quello che sento quotidianamente dai telegiornali. Così, facendo i conti della serva, davanti a un tavolino di un bar, bevendo un bicchiere di vino, tra gente normale, si capisce benissimo che ciò che lo Stato e ciò che il governo sta adottando in questi giorni sono cose assolutamente assurde. La cosa più assurda è che continuano a dirci che il debito pubblico l'hanno fatto i comuni e quindi i nostri cittadini. Non abbiamo ancora capito che questo è un'assoluta cavolata e che nulla ad oggi si è fatto per ridurre €1 di spesa del nostro debito pubblico. Lo Stato sta cercando di far cadere di nuovo sulle tasche dei cittadini questa assurda storia italiana che ormai si ripete veramente da decenni. Veramente rimango sconcertato. Oggi come oggi fare l'amministratore, dover spiegare queste cose ai miei cittadini, credetemi, si fa tanta fatica. Si fa più fatica a spiegare quello che non funziona in Italia piuttosto che quelle che sono le scelte che l'amministratore fa nel proprio territorio. Purtroppo siamo completamente bloccati in quelle che sono le nostre decisioni, spending review, patto di stabilità, tutta una serie di veramente cavolate che non servono a niente, che comuni piccoli come i nostri, ma anche di età più grosse, potrebbero tranquillamente continuare a portare avanti quelle che sono le buone pratiche di una buona politica locale. I risultati, insomma, qui a Rivignano penso che si vedano, siano alla portata di tutti. Lo Stato arriva come sempre dall'alto a vanificare il lavoro di anni di impegno. E come diceva qualcuno, non resta che dire, gentili telespettatori, armiamoci e partite. Blue Moon porta a dire il Morarat of course in queste manifestazioni. Esattamente, organizziamo molto spesso delle serate, diciamo così, per non far allontanare i giovani di Rivignano, per farli spostare, così sono a casa, possono passare una serata tranquilla e sono a pochi metri da casa. Poi nella massima sicurezza. Assolutamente. Senti, perché funzionano queste serate? Queste serate funzionano perché c'è un mix di tutto. Ovviamente se non ci fossero i giovani sarebbe inutile farle. C'è un po' di buona musica, si può mangiare qualcosina, si può bere qualcosa di buono, dal cocktail a un buon bicchiere, a un qualcosa di leggero anche. L'importante è passare un po' di tempo insieme, divertirsi. E la cosa diciamo così fondamentale è divertirsi. E poi l'unicità di Rivignano. Sì. Il Morarat è aperto tutto l'anno, non basta fare un salto e a trovare. Facciamo un po' di tutto, diciamo così, dal ristorante dove ti siedi e mangi qualcosina di buono a seratine divertenti, robe sfiziose, non troppo impegnative. L'importante è stare insieme e divertirsi. Ecco, facciamo finta che non siamo in televisione e sotto non c'è scritto un messaggio promozionale. Perché venire al Morarat? Perché venire al Morarat? Per la nostra simpatia. Per quello? Ma diciamo che venire al Morarat, non vorrei essere adesso, credo che trovi un po' di tutto, veramente un po' di tutto. Puoi mangiare da una robina veloce, stare un po' in compagnia, fortunatamente dei collaboratori molto bravi che hanno un mix di tutto, sono giovani, solari, sempre col sorriso, ti fanno stare bene. Complimenti e bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie, crepi. Allora, serata terminata, un grande venerdì particolare per quanto riguarda questo mese di luglio. Adesso andiamo a sentire un po', abbiamo visto prima cosa è successo dall'altra parte, adesso sentiamo qui a Laghe Sante cosa ci raccontano di bello. Allora, dietro a me vedo il titolare che è stanco, me l'ha già detto, però sta di fatto stanco, ma cosa dobbiamo dire ancora? Ma niente, volevo dire che in queste serate calde d'estate farebbe bene allungare un po' più l'ora del divertimento, perché i giovani a quest'ora escono da casa, quindi fermare la musica alle 11:30 mi pare un po' troppo poco. Ecco. Guardi, le dico questo, prima quando siamo usciti da un altro locale ci hanno preso per dei tecnici dell'arca. Io ho detto sì, siamo venuti a sentire i decibel secondo il mio punto di vista, secondo il mio orecchio era a posto. Ma qualche volta chiaramente si esagera. Quando suona una cover, una band così, non si può pretendere che i decibel siano pochi, no? Chiaramente loro suonano, devono sentire, non si è all'interno,
chiaramente anche gli anziani hanno il diritto di dormire e tutto, però bisogna considerare anche però che in una sagra per esempio possono suonare fino all'1 e quindi non vedo le differenze per questo. Si parla di sere d'estate continua ancora anche in agosto? Certamente, noi andiamo avanti fino a settembre, l'ultima giornata è il 19 settembre. 19 settembre, soprattutto tra poco inizia Guarda che Stella. Certamente, e quindi dobbiamo anche trovare delle sinergie, no? Anche per non accavallarci, siccome Rivignano è un paese abbastanza movimentato ed è bello per questo. È bello per questo che porta a dire che poi la macchina e venisti una sera d'estate. Certamente, Rivignano, me lo scrivono anche su un'agendina qua che fanno delle dediche, delle cose. Rivignano è un bel paese e tanta gente vuole divertirsi e chiama gente a divertirsi. Soprattutto quando sono questi momenti, questi locali si prestano anche. Certamente, questo è un paese appunto come dicevo che ogni locale si attiva e si mette a disposizione anche della comunità per allietare queste serate d'estate, diciamo, no? Non resta che dire a venerdì prossimo. A venerdì prossimo. Anche se capita durante la settimana. No? D'accordo. Senti, com'è andata la serata? È andata molto bene, degli ottimi comunque musicisti, ci siamo divertiti, hanno allietato la serata, peccato che hanno finito un po' presto, però non è andata male, sì. E comunque la gente ha risposto. Sì, esatto, comunque pensando che è un venerdì sera, c'è un po' di cose in giro, un po' di sagre, siamo stati contenti, sì. E anche la 38esima puntata va a ponente, come sempre grazie per l'ascolto, alla prossima.